È la partita più attesa del nono turno del campionato di eccellenza Girone A. Da una parte il Licata primo in classifica, dall'altra il Marsala che insegue ad un punto, seppur avendo giocato una partita in meno. Il clima allo stadio Dino Liotta è di quello delle classiche, delle gare che decidono una stagione, pur essendo ancora alla nona giornata, ma c'è tanto da divertirsi, tanto agonismo, e lo vediamo fin dai primi minuti, a partire da questa azione che vede protagonisti Porcaro e Idrissou. Ne subentra una rissa, un capannello tra le due squadre che manifesta quanta tensione e quanta voglia di prevalere ci sia tra i gialli di Bonfatto e gli azzurri di Chinnici, i quali si devono difendere da questa prima iniziativa di una certa levatura da parte del Licata. Conclusione dalla distanza di Peppe Tedesco, controllata senza grossi problemi da Scuffia. Occhio però a questa punizione per il Marsala, con la palla che balla al limite dell'area di rigore. Si coordina Ciccio Corso, ma non riesce a indirizzare verso la porta. Decisamente più pericoloso è il calcio di punizione battuto da Gino Giardina, il quale sorvola la traversa ma trova il volo di Federico Valenti a respingere e a mettere fuori. Replica il Licata con questa azione dalla destra, colpo di testa in inserimento con la palla che termina però oltre i pali difesi da Scuffia. Con le immagini passiamo al secondo tempo, con la prima iniziativa di una certa pericolosità da parte di Arario, che mette in mezzo il pallone. Serie di rimpalli, ma alla fine non entra il colpo di testa di Manfrè. Poi ancora la squadra di Bonfatto che insiste, sempre con Arario, il più ispirato in avvio di ripresa. La palla che rimane all'interno dell'area di rigore, poi in qualche modo Scuffia la fa sua dopo il rimpallo. Occhio a questa azione col tacco di Costa, con la palla poi scaricata in mezzo per la conclusione vincente da parte di Fassolin. All'improvviso il Marsala si riaffaccia in avanti e fa male, anzi malissimo, alla retroguardia del Licata. Sblocca la partita la squadra di Chinnici con uno degli ultimi arrivati in casa azzurra. Esplode la falange marsalese presente al Latino Liotta, che segue con passione la squadra che cerca il sorpasso in classifica. Prova a reagire, prova a segnare, a marcare nuovamente il territorio il Licata. Conclusione dalla lunga distanza di Privitera che si spegne fuori. Poi l'azione di Arario che mette in mezzo il pallone, il colpo di testa e il miracolo di Scuffia che nega il pareggio. Sull'angolo che ne segue, altro cross dalla sinistra, palla che rimane lì, altro colpo di testa, questa volta di Porcaro, ed è straordinario il volo di Scuffia. Altro corner con ancora un pallone che arriva sul secondo palo. C'è Merola, c'è Scuffia, ma non basta questa volta il suo intervento. È 1-1 al Dino Liotta. Segna Merola, i bomber, i marcatori che non ti aspetti. Merola dopo Fassolin per questo Licata Marsala ad alta tensione. Esplode inevitabilmente il Dino Liotta per questo gol pesantissimo per l'economia della partita. Poi cerca di farsi rivedere nuovamente il Marsala, conclusione debole da parte di Costa. Poi il calcio di punizione tentato da Arario con la sfera che si perde fuori. Scuffia la lascia uscire. E di fatto questa l'ultima opportunità di una partita molto intensa, bella solo a tratti, è terminata giustamente con un punteggio di parità tra il Licata e il Marsala. Da Sportisile è tutto, alla prossima!